Il cantiere della TAV avanza inesorabile nel Vicentino. Ad Altavilla, per il cavalcavia di via Paganini, è iniziato il conto alla rovescia. I lavori per il suo smantellamento sono già iniziati e nel fine settimana verrà completamente rimosso dalla sua sede originaria, sopra i binari e sopra la strada del Melaro, che verrà chiusa dalle 13 di domani fino alle 6 di lunedì. Uno stop che avrà grande impatto per la circolazione nella zona. Il vicino cavalcavia di via Battaglia a Montecchio, che poteva rappresentare una sostanziale alternativa, contrariamente ai programmi, non è ancora agibile. La scelta di procedere comunque all'abbattimento non è però casuale. Il fatto che sia purtroppo concomitante per, spero, pochissimo tempo la chiusura del nostro ponte di via Paganini con quello di Montecchio consente di risparmiare almeno 2 mesi, se non 3. Perché? Perché i lavori devono essere fatti durante una fermata delle ferrovie per almeno 40-48 ore, che sarà prevista appunto fra il 20 e il 21 di questo mese. I cittadini di Altavilla però dovranno sopportare il grande disagio nei prossimi giorni per spostarsi fuori dai confini comunali. Per questo l'amministrazione ha provveduto ad alcune modifiche sostanziali alla viabilità. Abbiamo inibito il traffico pesante per il sottopasso di via Tabernule, che quindi è impedito sulle 24 ore. E inoltre abbiamo organizzato una svolta a destra obbligatoria all'incrocio con la regionale, che sta dando dei risultati positivi in termini di fruibilità del traffico. Io spero fra 2 settimane dovrebbe essere riaperto il ponte di via Battaglia a Montecchio, che è quello che ci dava un flusso quasi costante di auto provenienti appunto da Montecchio per imboccare il nostro sottopasso. Quindi questo dovrebbe già ripristinare una situazione e portarla a un livello di normalità nella circolazione.